Bresh con Torsida, 8:37, bentornati su Cittadella la radio. Ve l'avevo annunciata, avremmo avuto due ospiti in studio e iniziamo dalla prima. Lei è Roberta Trani. Roberta, insieme a Federica De Fazio, che vedete vicino a lei, porta avanti un progetto che si chiama Le Città Visibili. Loro sono un collettivo femminile per un progetto itinerante che vuole raccontare attraverso fotografie e illustrazioni le città ad altre città. Questo è l'aspetto anche interessante. Buongiorno ragazze, innanzitutto grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, chi parte? Parte Roberta, dai, decido io. Ok, dai. Okay. Decido io perché so che sei, diciamo, la più spigliata, poi diamo la parola anche a Federica. Ah sì, ok, perfetto. Allora Roberta, come nasce questa idea e che cosa farete concretamente? Voi avete già un portfolio, diciamo una serie di lavori che raccontano la città di Taranto, e dove li porterete? Ok, allora sì, l'idea nasce da forse anche un po' dall'amicizia che c'è con Federica, e abbiamo pensato sempre di fare qualcosa insieme e poi ci siamo ritrovate effettivamente a farlo. Appunto parliamo delle città visibili. Abbiamo raccolto per adesso delle foto che sono state poi successivamente illustrate da Federica, che raccontano un po' quella che è la provincia di Taranto, quindi non solo Taranto, c'è anche qualche spunto, che ne so, su Grottaglio o altri paesi. Noi fra l'altro siamo grottagliesi. Queste foto adesso inizieranno a viaggiare. Abbiamo una prima data a Padova dal 4 al 7, saremo in esposizione lì, e appunto porteremo la provincia di Taranto in mostra a Padova, e quando poi ci ritroveremo sul luogo, quindi fuori in altre città, raccoglieremo altro materiale che verrà successivamente illustrato e così via, lo porteremo nelle altre città. Ecco, la cosa interessante è che non sono foto, diciamo, classiche, semplici, sono foto, come giustamente anche sottolineavi, che uniscono, che fanno una commistione con l'illustrazione, che non è grafica, ma è proprio l'illustrazione quella classica, vera e propria. Federica? Sì, io faccio l'illustratrice per l'editoria, quindi fondamentalmente è quello il mio stile. Poi l'idea di associarla alla fotografia chiaramente gli dà tutto uno stile diverso e mi permette di giocarci molto anche con i significati. Dove le troviamo queste foto? Perché inizialmente volevamo farvele vedere, poi abbiamo detto no, garantiamo un effetto sorpresa, perché chi vuole se le va a cercare per avere anche un'idea proprio concreta di come sono fatte queste foto illustrazioni. Allora, le foto per adesso non sono state ancora pubblicate, ma nei prossimi giorni inizieremo a pubblicarle e le potete trovare, potete seguirci sulla nostra pagina Instagram, che è Le Città Visibili. Un nome non penso scelto a caso, no? Mi fa venire in mente, ma come me penso milioni di persone, Le Città Invisibili di Italo Calvino. Voi invece siete sull'altra idea, cioè rendere visibili le città. Esatto, l'invisibilità della città la rendiamo visibile, ecco, il concetto è questo, attraverso la foto che ti rende possibile guardare effettivamente ciò che c'è, quindi parla della realtà, e l'illustrazione che invece ti racconta e ti fa vedere finalmente ciò che certe volte è anche nascosto, invisibile appunto. Perché l'idea è anche quella, cioè raccontare non la città da cartolina, quella ad esempio, pensiamo alla Puglia del Trullo, del mare, che sono cose che bellissime, carinissime, che ormai fanno parte dell'immaginario e siamo contenti di questo, ma raccontare anche le contraddizioni che vivono all'interno delle città, non solo della nostra o delle nostre pugliesi, ma di tutta Italia. Sì, le contraddizioni sia positive che negative ovviamente, quindi cioè l'ironia, almeno per quanto riguarda il nostro stile, è una chiave di lettura importante. Va bene, allora noi ci fermiamo, quando torniamo proseguiamo raccontandovi di questo progetto che si chiama Le Città Visibili.